100 metri di asfaltatura, ma in un punto molto delicato, il ponte che scavalca il torrente Stura a valle dell'abitato di Campo Ligure, sulla strada provinciale 456 del Turchino. Li ha stesi martedì 7 luglio la città metropolitana, utilizzando un bitume di grana grossa per dare sicurezza in primis ai motociclisti che in un tratto stradale con curve strette, per poter mantenere il controllo del mezzo, devono trovare un asfalto perfetto, anche se la prima misura di sicurezza nelle curve strette è ridurre la velocità. Abbiamo effettuato un risanamento del manto stradale con una fresatura, una scarificazione di 3 cm e adesso stiamo stendendo i 5 cm di soffice che poi diventeranno 3 compressi di conglomerato bituminoso. L'asfaltatura sarà apprezzata in particolare da chi percorre la 456 molto spesso. Tutti i giorni. È della zona? Sì. Come la trova? In buone condizioni o no? Ma insomma discrete, compatibilmente con i mezzi che ci sono oggi, che tutti sono sempre senza soldi. Questa asfaltatura è proprio per evitare le cadute, dicono che qua cadono molte moto. In effetti è successo qualche incidente, anche un morto c'è stato. Sì. Dov'è che lei interverrebbe se dipendesse da lei? Ma non saprei, mi sembra che adesso sono intervenuti, hanno allargato, insomma mi sembra discreta la situazione. Sì, sì. Grazie. Buongiorno, lei fa spesso questa strada? Ma non frequentemente, comunque qualche volta. Come la trova come condizioni del manto stradale? Come tutte quelle che sono nella normalità in giro. In generale le strade della provincia come le trova? Fanno quello che possono, credo. Qualche buco c'è, ma insomma, bene o male si va, qualcosa fanno. Quale strada farebbe, dipendesse da lei per prima? Quale strada aggiusterebbe? Non domandano 1 milione di euro. Fa spesso questa strada? Certo, sempre ogni giorno. Come la trova? Una buona strada o no? Come la trova? Tu è sempre scassata, qua si pagano i soldi alla regione, ai monteggiatori e non aggiustano le strade. Se le grami dicono non c'è soldi in comune, la regione non ce n'ha, i monteggiatori non ne manda. Lei dove interverrebbe? Dov'è che trova proprio una strada messa male, secondo lei? Ma adesso stanno riparando qua, che questa era proprio da Ciaccione, infatti l'anno scorso è morto uno con la moto che è andato a finire a scivolata, è morto una persona qua, un altro è morto di là 2 anni fa per incidenti e per tagliavano la strada perché uno, sai, scivola da parte all'altra e muoiono le persone, ma non è una cosa giusta. Buongiorno, lei fa spesso questa strada? Tutti i giorni. Come la trova? Buona o no? No. E cos'è in particolare che non va? Il manto stradale. Stanno asfaltando proprio un tratto che era ritenuto pericoloso. Che altri tratti secondo lei andrebbero, diciamo, messi a posto? Quasi tutti, perché la strada è piena di buchi. Interverrebbe se dipendesse da lei? Su tutta la strada. Beh, magari qua no, però anche da Campo Ligure ci sono diversi punti dove ci sono dei buchi pericolosi, non magari per le macchine, ma per i motociclisti o i ciclisti. La trova in buone condizioni? Ad oggi sì. Stanno asfaltando questo tratto, come lo trova lei? Pericoloso? No, adesso no. Bene, grazie. Vai. Il lavoro è stato effettuato direttamente dagli operai della città metropolitana, ex provincia, che purtroppo sono sempre meno e sempre meno giovani, a causa del blocco del turnover, ovvero la possibilità di sostituire un operaio che va in pensione con un nuovo assunto. In pochi anni sono calati da 150 a 60 e anche questo è uno dei motivi che rendono difficile la manutenzione delle centinaia di chilometri di strade del territorio metropolitano. Altro motivo della scarsità di interventi è la drastica riduzione del denaro a disposizione. Bisogna quindi dare priorità agli interventi più urgenti, perché intervenire ovunque è impossibile. Come mai avete selezionato, diciamo così, proprio questo tratto di pochi metri rispetto a tanti altri che purtroppo anch'essi hanno bisogno di manutenzione? Questo tratto perché è un tratto compreso, un centinaio di metri compreso tra 2 curve molto strette, per cui utenti che non rispettavano le velocità si trovavano specialmente nel periodo invernale a dover scivolare sul manto stradale. Allora abbiamo scarificato e stiamo usando del materiale hard, che è un conglomerato bituminoso con inerti molto duri che migliorano nettamente l'aderenza degli autoveicoli.
La strada provinciale 456 del Turchino, ex statale, è una delle più antiche della città metropolitana. Venne infatti inaugurata nel 1872 con l'apertura della Galleria di Valico, oggi rifatta più larga dalla provincia di Genova. Per 105 anni è stata la principale arteria di collegamento fra Genova, la Valle Stura, Masone, Campoligure e Rossiglione, il territorio dell'Ovadese, oggi alessandrino ma storicamente genovese, e l'intera pianura padana. Poi, nel 1977, venne inaugurata l'autostrada A26 dei Trafori, all'epoca gioiello ingegneristico per l'altezza dei ponti e la quantità di gallerie, che oggi è percorsa da intensi flussi di traffico e collega Voltri e Ovada in 15 minuti. Nel frattempo, nel 1894, era stata aperta la ferrovia Genova-Ovada-Acqui, tutt'oggi collegamento veloce fra Genova e il Piemonte, non solo per i passeggeri, ma anche per le merci. Questa strada, la strada provinciale del Turchino, che funzione ha, che importanza ha sul territorio, diciamo, di questa parte della città metropolitana? Oltre al collegamento locale è indispensabile come bypass nel caso di incidenti autostradali, perché da Voltri a Ovada è un tratto stradale che può essere utilizzato dagli utenti quando l'autostrada è chiusa. La Valle Stura è oggi anche meta turistica, soprattutto per l'amenità dei luoghi, e viene scoperta anche da persone che vengono da molto lontano, stranieri ma anche italiani. Lei fa spesso questa strada? No, è la prima volta questa qui. Ah, siete turisti? Sì, siamo turisti. Perché sennò le avrei chiesto se la trova in buone condizioni. No, guardi, è la prima volta che vengo, quindi devo vederla. Dove siete diretti come turisti? E facciamo un giro qui nella zona, Ovada, andiamo a Serravalle Scrivia. Andate all'outlet? Sì, andiamo lì. Va bene, buona giornata.